In questa partita Jeffrey Xionge, giocatore statunitense fortissimo, soprattutto in tempi veloci, con più di 3000 punti elo su chess.com, sta vincendo contro Magnus Carlsen, una posizione molto superiore, ha un pedone in più, un pedone passato in A6, e se gioca diciamo pazientemente il bianco dovrebbe portare a casa la vittoria. Però qua il bianco si affretta con una combinazione apparentemente vincente, però permetterà a Carlsen di creare un controgioco fantastico. Il bianco gioca torre per C7. Qual è l'idea del bianco? L'idea del bianco è, conoscete il detto con due pedoni in sesto una torre a par modesta? Ecco, l'idea è che dopo torre per C7 il nero dovrà prendere, dopo B6 uno di questi due pedoni promuoverà donna. Cioè non è possibile difendere la promozione di questi pedoni perché appunto il bianco promuoverà. Però ecco qua un campione non si perde d'animo e in questa posizione apparentemente senza speranze per il nero, Carlsen dimostrerà che il sacrificio di torre che ha effettuato il bianco è prematuro, addirittura il nero può giocare per il vantaggio. Due punti esclamativi, torre C3. La torre attacca l'alfiere. A questo punto il bianco deve promuovere il prima possibile, deve provare a promuovere il prima possibile, quindi gioca A7, torre per B3, A8. A questo punto il bianco ha la donna in più, però in realtà il punto è che il bianco ha sacrificato la torre e ora il nero ha catturato l'alfiere e quindi in realtà abbiamo torre e pezzo, torre e cavallo per la donna e in più il pedone in B6 cade, ovvero che il bianco avrebbe l'equivalente di una qualità in più, ma il nero ha una superiorità numerica, anche se questi due pezzi sono più deboli della donna, e due pezzi possono attaccare una debolezza una volta in più rispetto alla donna. La donna ha una geometria migliore, un vantaggio qualitativo, un vantaggio di materiale qualitativo, il nero un vantaggio di materiale quantitativo. Potrà coordinare i suoi pezzi, anche il reattivo, per attaccare le debolezze del bianco. Ora il re bianco è anche in pericolo, no? Perché siamo già in un finale, quindi se il re bianco è passivo potrebbe essere intrappolato, i pedoni in B6 e in D5 sono deboli. Questo porta a una posizione più facile da giocare per il nero, dove qua Carlsen coordinerà i suoi pezzi benissimo. Cavallo C4, scacco e si rafforza l'attacco su B6. Re 2, torre B2, il re deve andare in prima traversa e qua minimo Carlsen avrebbe dei perpetui, cioè se Carlsen volesse già potrebbe ottenere la pappa, però Carlsen gioca per vincere, inizia a prendere B6. Donna 7 inchiodando la torre, attaccando F7, ma qua re di 3. Nei finali sono molto importanti i pezzi attivi. Il re N1 è debole nel finale, su donna per F7, torre B1 matto. Donna A1, non si può dare lo scacco in A3, vediamo come i pezzi del bianco sono dominati, perché donna cavallo per A3 vince. Quindi donna A1 difende il matto, a questo punto cavallo D2. Il cavallo evita lo scacco in D1 e prepara torre B1 con attacco da matto. Quindi il re bianco non fa in tempo a spostarsi su F3 per provare a giocare Rf2, a parte che sarebbe possibile G3, ma anche torre B1 vince. Quindi torre e donna 3, è importante portare via la donna con scacco. Torre B3, minacciando la donna e minacciando matto in B1. Donna 6 scacco. A questo punto il nero gioca cavallo C4, mantiene inalterate le minacce. A questo punto il bianco gioca donna A2, attacca la torre e difende la prima traversa, torre B2, donna 1. Siamo al punto di prima, a questo punto, in questa posizione, F4. Gioca Carlsen. I pedoni si uniscono all'attacco, il nero vorrà giocare F3 o G3 a seconda dei casi e portare appunto altri pedoni appunto all'attacco, avanti tutta. Il bianco gioca donna D1, cavallo D2. A questo punto si rinnova la minaccia e ora, per esempio, se il bianco prende in G4 perde, no? Per via di torre B1. Il bianco non deve ridare la donna e qua il nero vince, al pezzo in più. Attacca F2, va a attaccare D5, game over. Quindi qua
dopo cavallo di 2, il bianco da scacco. Ecco, adesso assistiamo al primo errore di Carsten. Carsten ha giocato benissimo, sta coordinando in modo magistrale questi due pezzi. Ora Carsten avrebbe vinto giocando re c3, re c3 due punti esclamativi, che minaccia matto, e minaccia matto, dico matto nel senso minaccia matto guadagna la donna, cioè il bianco potrebbe giocare una mossa qualunque, non so, g3, torre b1 non è matto, però il bianco deve restituire la donna per parare attacco, il nero cattura la donna e poi vince con il pezzo in più, quindi diciamo il nero minaccia di vincere con torre b1. Se il bianco prende in g4 per dare aria, per dare spazio al suo re, per aprire una finestra al suo re, allora due punti esclamativi f3, f3 mossa da due punti esclamativi, perché se il re tornasse per minacciare matto, la donna da scacco, quindi qua re c3, se minaccia attacco da matto con torre b1, sono per g4, f3 due punti esclamativi, il re bianco è bloccato, se minaccia attacco da matto, perché il re non può cedere alla seconda traversa, il bianco non ha scacchi, può dare scacco, non perde la donna. Se il bianco gioca G per F3, a questo punto il re torna in D3, due punti esclamativi, la donna non può andare in E2, questa F3, G per F3 è stata una combinazione di occlusione della diagonale, e il bianco perde, perché arriva a torre B1 alla prossima. Questo sarebbe stato diciamo un risultato formidabile, una continuazione spettacolare che avrebbe vinto. In questo caso Carsten ha giocato re di 4 che è peggio, anche lui può sbagliare soprattutto con poco tempo, donna per g4 inchioda il pedone F, ora F3 non è più possibile, e se il re torna in D3 di nuovo scacco in E2, quindi Carsten gioca cavallo E4, bianco prende in F4, il nero prende in F2, il bianco si è salvato ma la sua posizione è sempre difficile, perché non si può prendere in F2, perché anche se il materiale sarebbe per ora pari, che il pedone in D5 cade, il nero immediatamente ha un pedone in più e il re è più attivo e il nero vince facilmente il finale. Bianco mantiene la donna, ma ora il nero cattura in D5, ora il materiale è pari, la donna vale più o meno 9 punti, torre 5, cavallo 3 in totale 8, pedone in più 9, quindi non siamo in presenza ora di un sacrificio di materiale ma di uno squilibrio di materiale. Il nero ha chance di vincere perché? Perché tutti i pezzi del nero si difendono reciprocamente. Il nero potrà provare a spingere il pedone D mentre il bianco non ha piani vincenti. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il bianco gioca H5, G per H5, donna per H5, re di 4. Ora il nero vorrà avanzare sui pedoni poco a poco, pian piano. Donna H6, il bianco non ha piani, F6 con calma. G4, il pedone tanto non potrà avanzare oltre perché la casella in G5 è saldamente controllata, il nero inizia con D5. Poi magari il re da qualche parte, re 5, re D3, D4. Tutti i pezzi neri si difendono appunto reciprocamente, zero rischi di perdere. Bianco gioca donna G6, re 3, il re passa, donna H6, torre F4, donna H3, torre F3, donna H6, a questo punto si para lo scacco con cavallo G5, il bianco è sempre senza mosse e il pedone D avanza. I pezzi del nero sono coordinati alla perfezione e dominano la donna bianca. Donna G6, a questo punto D4, erano possibili anche altre mosse, D4 è molto interessante, il bianco qua non trova un piano, continua a provare a scappare con il re, perché aveva paura di D3, poi magari torre H3 matto, il bianco prova a scappare con il re, ma D3, si minaccia matto, il re scappa, torre F1, D2, e a questo punto il bianco abbandona, perché il bianco non ha scacchi, ok, ha un paio di scacchi però finiscono immediatamente, gli scacchi sono finiti, il nero promuoverà donna e avrà cavallo, torre e le donne si equivalgono, quindi un vantaggio di materiale più che sufficiente per vincere la partita. Una partita spettacolare, serve un campione del mondo per far sì che torre e cavallo possano essere più forti della donna. Uno sfruttamento di questo squilibrio materiale, uno sfruttamento magistrale
e penso che questa partita ci abbia aiutato a capire la differenza tra vantaggio di materiale qualitativo e vantaggio di materiale quantitativo. Vantaggio di materiale qualitativo, pezzo più forte che si muove in più direzioni, può dare vari doppi. Vantaggio quantitativo, due pezzi che possono coordinarsi insieme ed essere dei mostri, possono attaccare vari obiettivi allo stesso tempo, possono tessere reti di matto contro il re nemico ed appoggiare i propri pedoni.